che abbiamo costruito, perché l'abbiamo costruita io, il mister Flaviano Pinna che quest'anno non c'è potuto essere, e c'è il gruppo storico, Zamperini, Nolano, Lefebvre, quindi abbiamo costruito insieme. Sono super fiero perché quest'anno siamo riusciti a fare un campionato comprensivo di finali, di semifinali scudetto senza perdere mai, senza sconfitte. E abbiamo inanellato una serie di 25 vittorie attaccate, abbiamo fatto dei numeri da capogiro. Queste due partite del doppio confronto a testaccio era un confronto difficilissimo perché loro, al di là di quello che ha detto Nolano prima, che non ho sentito, però mi è sembrato, qualche rumors mi è arrivato, sono una squadra secondo me fortissima. C'hanno tutto, in difesa si muovono bene, sono organizzati bene, in mezzo anche, c'hanno Mirante, c'ha dei grandi numeri, c'hanno Starace, c'hanno Mazziesi, sono una squadra secondo me super forte e era uno degli avversari più temibili, secondo me io temevo più loro rispetto a altri più blasonati e titolati. Da Golbert ultimamente abbiamo sempre vinto, cioè nel senso ci sono stati degli scontri anche che sono finiti con abbastanza gol di scarto, 4-1, 3-0, non sono state quasi mai in bilico, però mi fa strano non giocare con Golbert quest'anno. Se a me mi avessero detto con chi sarebbe stata la finale avrei detto sicuramente Golbert, cioè, non ero sicuro di arrivarci io, ma ero sicuro che Golbert ci sarebbe arrivata e il fatto di non trovarla a finale mi sorprende tanto, insomma, pensavo di giocare con loro. Però ultimamente l'avevo visto in uno stato di forma insomma, un po' meno brillante rispetto a inizio stagione. Poi penso non abbiano giocato Morezzi, non ha giocato Monteforte. Pisana è una grande squadra, però più minovagante rispetto a Golbet. Cioè Golbet è più monopasso, è quadrata, cioè sai quello che ti aspetta e sai come andarlo a affrontare. Pisana, se sta in giornata, diventa difficile per chiunque e poi alterna momenti di super brillantezza, momenti in cui magari difende meno, corre di meno, quindi dipende dalla giornata dei suoi. Secondo me è un incognito, cioè nel senso una partita da tripla con Pisana. L'ho già fatto. Dai, sto scherzando. No, è una cosa che non so se si può attuare, però è una cosa simpatica, carina, serve pure per creare coesione nel movimento, tanto cioè nel senso quando si gioca contro ormai ci si conosce tutti, non ti dico che siamo tutti amici perché ci sono simpatie, antipatie e non tutti si sono simpatici tra di loro, però è una cosa divertente, insomma.